Omicidio Lovisetto, chiesti 24 anni di carcere per Silvano Maritan, ex braccio destro di Felice Maniero. Il delitto nel 2016, la sentenza potrebbe arrivare già in serata. Grandi navi, la decisione su Porto Marghera nelle mani del nuovo governo. Ci adegueremo alle indicazioni dell'esecutivo, così il presidente del porto, Pino Musolino. Comune, Porto e compagnia hanno firmato questa mattina a Venezia l'accordo Blue Flag, carburanti puliti per le navi passeggeri. In arrivo un nuovo monitoraggio dell'ARPAV. Lutto nel mondo dello spettacolo per la morte di Fabrizio Frizzi, l'annuncio della moglie veneziana e della famiglia, il cordoglio del presidente di regione Luca Zaia, era uno di noi. Lotta alla contraffazione, la Guardia di Finanza durante un controllo scopre in un'azienda del veneziano capi con marchi falsi, 2 le denunce. Settima giornata del Fiocchetto Lilla, anche nel veneziano tante le iniziative per sensibilizzare la popolazione sull'importante tematica dei disturbi alimentari. La Reyer è sconfitta 93-83 da Pistoia, la trasferta di ieri ha detto male agli uomini di coach De Raffaele che in settimana avevano battuto i russi in Europe Cup. Bentrovati con l'edizione veneziana dei notiziari di Antenna 3. L'avete sentito dai titoli, in primo piano l'omicidio Lovisetto. Il pubblico ministero ha chiesto 24 anni per Silvano Maritan, l'ex braccio destro di Felice Maniero. Al termine della sua requisitoria il pubblico ministero Zorzi ha chiesto 24 anni di reclusione per Silvano Maritan, l'ex braccio destro di Felice Maniero nel Veneto orientale, accusato di aver ucciso Alessandro Lovisetto. Il magistrato infatti non crede alla versione dell'imputato, evidenziando come l'aggressione quel 13 novembre 2016 sia stata a senso unico. Tutto è accaduto poco distante da Piazza Indipendenza a San Donà di Piave. Lovisetto è stato colpito da un fendente al collo, morendo poco dopo, trascinandosi per alcuni metri. Il coltello veniva brandito da Maritan come per fare paura, gridava infame, infame. Lovisetto indietreggiava ma non scappava, avrebbe potuto farlo, invece continuava a stare vicino a Maritan. Queste furono le dichiarazioni di un testimone oculare davanti alla Corte d'Assise di Venezia, alla prima udienza del processo. Maritan invece ha sempre dichiarato di essere stato aggredito e quindi di avere agito per legittima difesa. Venne bloccato dai carabinieri poco dopo aver accoltellato Lovisetto mentre si allontanava a piedi. Parti civili nel processo i 3 figli della vittima, il cui legale ha chiesto un risarcimento complessivo di 1,5 milioni di euro. E dopo il sequestro avvenuto nel febbraio del 2017, ora è arrivata la confisca delle ville dell'ex boss della Mala del Brenta, Felice Maniero. Gli uomini del nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza hanno eseguito il decreto di confisca delle 3 ville situate in Toscana, in provincia di Lucca, Pisa e Firenze. Secondo il Tribunale si tratterebbe di immobili acquistati con risorse economiche sproporzionate rispetto ai redditi percepiti negli anni dall'ex cognato di Maniero, Riccardo Di Cicco, accusato da Faccia d'Angelo di aver riciclato i proventi degli anni di attività illegale della banda. Adesso cambiamo argomento, tornare indietro dalle decisioni sulle grandi navi prese a novembre dal governo Gentiloni sarebbe controproducente, così secondo il presidente del porto Pino Musolino, un'eventualità tutt'altro che improbabile se a Palazzo Chigi dovessero salire i 5 Stelle. Sul futuro delle grandi navi in laguna pesa l'incognita del nuovo governo, che potrebbe azzerare in un attimo tutto quanto deciso e realizzato finora. Dopo il comitatone di novembre, l'autorità portuale veneziana ha lavorato senza sosta per definire dal punto di vista progettuale le soluzioni individuate dal governo Gentiloni. Nuovo termine alla Marghera per le navi più grandi ed eventuale scavo del canale Vittorio Emanuele per permettere a quelle di stazza inferiore di arrivare alla marittima senza attraversare il canale della Giudecca. I passaggi amministrativi hanno dei tempi, hanno delle dinamiche, noi stiamo facendo tutta la parte cosiddetta endoprocedimentale seguendo quello che sono state le indicazioni del comitatone. A breve usciremo pubblicamente con i vari passaggi formali che ci vengono che verranno a essere realizzati a seguito appunto di quelle indicazioni. Tutto però potrebbe cambiare con un ipotetico esecutivo a guida 5 Stelle se i grillini dovessero mantenere la posizione espressa in campagna elettorale. Fermare tutti i progetti attualmente in corso, realizzare un nuovo studio sull'impatto ambientale della croceristica e impedire l'accesso alla laguna alle navi di maggiori dimensioni.
C'è stato un lavoro di grande investimento da parte dello Stato nelle sue varie articolazioni, l'autorità di sistema portuale, il Comune, la Regione, il Comitatone. Sarebbe così controproducente rispetto all'economia dello Stato buttare via il bambino con l'acqua sporca. È chiaro che il nuovo governo ha piena potestà e piena facoltà di decidere, quindi io da buon amministratore pubblico mi sono al servizio del Paese e mi adeguo a quello che il governo deciderà. Restiamo in argomento perché si amplia l'accordo per ridurre le emissioni all'interno della laguna veneziana. 40 compagnie di navigazione hanno firmato anche per il 2018 l'accordo Venice Blue Flag con Comune e Autorità Portuale, una serie di norme per la riduzione dell'inquinamento in laguna che quest'anno per la prima volta si applicherà anche a 15 rimorchiatori. I firmatari si impegnano a far funzionare i motori delle loro navi con un combustibile dal tenore di zolfo non superiore allo 0,1%, non solo all'ormeggio ma anche durante la navigazione e le fasi di manovra all'interno dell'area portuale di Venezia. Inoltre le macchine di bordo dovranno essere gestite in modo da ridurre il più possibile le emissioni nocive dei gas di scarico. La cosa da valorizzare di questo accordo è proprio la volontarietà. Già la norma prevede come comportarsi e quale tipo di carburante le navi devono usare. Aver portato queste compagnie di navigazione che vengono da oltreoceano a entrare nella nostra città con una metodologia voluta dalla città e con l'aiuto logicamente con il porto ci fa capire che la politica di sensibilizzazione del nostro territorio va molto al di là dei nostri confini amministrativi. Nel 2017, informano dalla Capitaneria di Porto, su 99 attività ispettive soltanto una ha rilevato irregolarità, a testimonianza della serietà con cui l'accordo viene applicato. L'assessore veneziano all'ambiente, Massimiliano De Martina, ha rivolto un invito ai rappresentanti delle compagnie di navigazione perché già prima dello sbarco a Venezia possa iniziare la campagna di sensibilizzazione dei turisti sui comportamenti responsabili da adottare in città. E adesso la lotta alla contraffazione con il blitz della Guardia di Finanza che ha sequestrato oltre 4.000 capi di abbigliamento e più di 5.000 metri quadrati di tessuto a marchio Burberry, tutto rigorosamente falso. L'ennesimo colpo alla contraffazione dei marchi l'ha sferrato appunto alla Guardia di Finanza di Venezia, che stava eseguendo un normale servizio di controllo in un'azienda sempre del veneziano, ed è proprio all'interno della fabbrica che i Baschi Verdi hanno trovato capi di abbigliamento con l'etichetta palesemente contraffatte. Il controllo incrociato con il fornitore imprenditore della provincia di Bergamo ha consentito di accertare il reato appurato anche attraverso delle perizie. Ed è lutto e grande cordoglio nel mondo della televisione, anche nel veneziano e nel Veneto, per la morte improvvisa del conduttore Fabrizio Frizzi, marito della giornalista mestrina Carlotta Mantovan. Unanime il cordoglio. Riservati e semplici, lontani dagli starnazi del gossip, così Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan hanno scelto di vivere il loro amore travolgente. La giornalista veneziana di 25 anni più giovane di lui conobbe il suo futuro marito nel 2001. Lei allora era un'aspirante Miss Italia di 17 anni. Lui, conduttore del fortunatissimo concorso di bellezza, già amatissimo. Carlotta arrivò seconda al concorso, ma a vincere fu l'amore. Il loro fu un colpo di fulmine, racconta l'Espresso. Un amore che ha sfidato pregiudizi e malelingue. Frizzi, separato dalla prima moglie Rita Dalla Chiesa, si fidanzò con la giovane veneziana che sposò nel 2014. Un anno prima la nascita di Stella, la loro bambina. Grazie Fabrizio per tutto l'amore che ci hai donato, l'ultimo saluto straziante di Carlotta Mantovan e della famiglia. Frizzi, 60 anni compiuti lo scorso 5 febbraio, si è spento all'ospedale Sant'Andrea di Roma in seguito a una emorragia cerebrale. Fabrizio Frizzi è stato uno di famiglia per tutti noi cittadini, ha detto stamattina il presidente della regione intervenendo ai microfoni di Radio Club 103. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo, e devo dire anche un ragazzo di un'umanità unica. Sì. In queste situazioni poi magari si sprecano le parole, ma in questo caso non sono sprecate. In mattinata il cordoglio della sovrintendente e direttore artistico della Fondazione Arena di Verona, la soprano Cecilia Gasdia, e il dolore di Valeria Favorito, la veronese di 30 anni, alla quale Frizzi donò il midollo osseo nel 2000, salvandole la vita. Ho perso un fratello, ha detto all'Ansa Valeria, che qualche giorno fa a Roma gli chiese di farle da testimone di nozze, ma il malore del 23 ottobre scorso, si era detto un'ischemia, già aveva cambiato ogni prospettiva. Se guarirò racconterò tutto nei dettagli perché diventerò testimone della ricerca, aveva dichiarato Frizzi alla Stampa. Ma lui stava combattendo ancora una volta con tenacia e generosità per sé e per gli altri.
7.000 cristiani di rito russo ortodosso nella città metropolitana di Venezia non hanno un posto dove pregare. Il loro appello. Sarà forse l'ultima Pasqua a Venezia per migliaia di cristiani di rito russo ortodosso a cui il Patriarcato ha chiesto di lasciare la chiesa di San Giovanni Battista Decollato, dove negli ultimi anni questa popolosa comunità ha celebrato i suoi riti. Siamo più di 7.000 fedeli tra i moldavi, ucraini, e russi, bielorussi, anche serbi, perché fanno riferimento, serbi e bulgari, sempre nella comunità nostra slavofona, e quindi vengono. Ci sono anche italiani, perché molte nostre donne sono sposate italiane, abbiamo figli bilingue che hanno cittadinanza italiana, insomma non è soltanto la chiesa per russi. I fedeli di questa confessione resteranno quindi senza un posto dove pregare. Le numerose richieste di un dialogo con l'amministrazione comunale si sono sempre concluse con un nulla di fatto. Speriamo sempre che qualcuno finalmente apre un pochino le porte del dialogo e ci darà la possibilità almeno di esporre i nostri esigenze, i nostri problemi, per magari andare avanti tra il potere, magari autorità comunali, magari i nostri confratelli cattolici, perché sappiamo che le soluzioni ci sono, ma non per noi. Gli ortodossi hanno quindi iniziato una raccolta fondi per acquistare o prendere in affitto un immobile in terraferma, anche attraverso i mercatini solidali che saranno presenti tutti i giorni in campo San Giacomo d'Allorio fino alla domenica di Pasqua. Noi vendiamo innanzitutto oggetti per decorazione di Pasqua per la tavola portati dalla Russia, da San Pietroburgo, e anche lavoretti fatti a mano. Ad esempio io ho fatto certe cose, anche le mie amiche mi hanno aiutato con uncinetto, con cucito, con taglio, e speriamo che queste cose possano piacere anche agli italiani. Al fianco dei russi si schiera anche il noto poeta veneziano Francesco Giusti, che invita tutti a partecipare alla pittoresca processione della Pasqua ortodossa, con partenza da San Giovanni domenica 8 aprile alle 22:30. È una tradizione di Venezia essere una città aperta, una città attenta ai bisogni di chi oggi è portato a varcare i propri confini per trovare una realtà migliore, una realtà diversa da quella che avevano nel loro paese. Lo dico ad Antenna, segnalateci i disagi, lo spazio dedicato a voi telespettatori. Interverremo come sempre sms e whatsapp al 351 17 55 340, mail a redazione @antenna3.it, telefono e segreteria 0422 02 30 808. E ancora la cronaca ci racconta dei controlli dei carabinieri nel comprensorio del Porto Gruarese, 2 persone rintracciate ed arrestate a seguito di specifiche ordinanze dell'autorità giudiziaria, 2 minori denunciati per furto all'interno di un centro commerciale e 3 giovani segnalati alle rispettive prefetture di residenza. E cosa succederà agli uffici dell'anagrafe in via Bissuola a Mestre? Lo chiede la consigliera 5 Stelle Elena La Rocca alla Giunta Comunale. Dopo la petizione presentata all'amministrazione comunale da centinaia di cittadini della Bissuola e mistero sul futuro degli uffici periferici dell'anagrafe, chiusi nel luglio scorso per una riorganizzazione diventata a quanto pare permanente. Ma l'ultima parola non è mai arrivata e il Movimento 5 Stelle si schiera al fianco dei residenti che ne chiedono la riapertura, anche in ottica di contrasto al degrado che dal parco si allarga a tutto il quartiere. Vengono date informazioni discordanti, viene dichiarato in commissione, per esempio l'assessore Amara aveva dichiarato che erano necessari dei lavori e che dopo si sarebbe riaffrontato il tema. E una consigliera di maggioranza dichiara che se c'è bisogno verrà riaperto, altre notizie a mezzo stampa dichiarano che rimarrà chiuso, non si capisce cosa si vuole fare, quindi chiediamo solamente chiarezza attraverso un'interpellanza. La chiusura degli uffici della Bissuola, un territorio che ha circa 42.000 abitanti, ha notevolmente peggiorato la qualità del servizio per tutti i cittadini della terraferma, ribadisce il presidente della municipalità di Mestre Vincenzo Conte. I tempi di attesa in via Cappuccina si sono allungati, mentre il quartiere periferico ha perso un importante presidio di sicurezza. Adesso lo spazio alla pubblicità, linea alla regia e poi ancora insieme in diretta con altre notizie da Venezia e provincia.
Eccoci ancora insieme in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, settima giornata del fiocchetto lilla anche nel veneziano. Vediamo di cosa si tratta. Io ho sofferto di un disturbo alimentare che è l'anoressia per 9 anni, ho fatto un percorso di cura nel nostro territorio, nel veneziano, e ne sono uscita. Uscire da un disturbo alimentare si può, ma è fondamentale una rete di sostegno. Sensibilizzare la cittadinanza sul tema è importante. Per questo nella settima giornata del fiocchetto lilla sono state organizzate dal Comune e varie associazioni numerose iniziative, soprattutto per trovare il coraggio di riconoscere che c'è un problema da affrontare. È un tema effettivamente che ha dei numeri che ti fanno venire i brividi. Sono 3 milioni di persone che soffrono di questa cosa. Si diceva prima che se consideri l'indotto, cioè il sommerso di quelli che non si sono mai esposti, se pensi alla sofferenza delle famiglie, arriviamo a 10 milioni di persone che per una questione così stanno soffrendo in questo momento, è 1/6 della popolazione italiana. Tra le iniziative, dopo la conferenza di sabato, oltre ai disturbi del comportamento alimentare, la mostra fotografica Odi et Amo, visitabile fino al 30 marzo, allestita al piano terra del municipio di Mestre. Il disturbo alimentare è una brutta bestia perché è un disturbo molto complesso, molto spesso non ci si rende conto di quello che sta accadendo e chi ci sta accanto fatica a capire quello di cui abbiamo bisogno. C'è bisogno di tanto ascolto, tanta accoglienza e soprattutto di non mollare. Ed ora lo sport, basket con la batosta rimediata a Pistoia dal Reyer. Non riesce a coronare nel finale la rimonta, uscendo sconfitta 93-83 da Pistoia. Una sfida non facile quella di domenica per gli Orogranata, che hanno giocato fuori casa e hanno incontrato difficoltà già dal primo quarto. Credo che sia stato decisivo l'impatto a livello di energia che Pistoia ha avuto sulla partita, e il primo quarto ha un po' segnato l'andamento della partita, perché noi poi abbiamo fatto grande fatica per rientrare ogni volta, e ogni volta che abbiamo provato Pistoia con merito ci ha rimandato indietro. Poi tutte le volte che siamo tornati sotto la doppia cifra abbiamo sbagliato qualche situazione, soprattutto in attacco, per poter tagliare un pochino di più il punteggio. Credo che però vincere fuori casa in questo campionato, per quello che c'è in giro e per quello che si vede, perché tutte sono partite dure, a 93 punti sia veramente molto dura, è un risultato che non ci appartiene. Alcuni errori sono stati fatti, evidenzia il coach Orogranata, e su questi si deve lavorare, soprattutto in vista della prossima partita di Eurocup. Credo che Pistoia abbia messo più energia di noi, e questo deve essere un monito e per la fine del campionato e per la partita che ci aspetta mercoledì in Coppa, che sarà un'altra battaglia. E per vincere qui sapevamo che serviva un altro tipo di equilibrio, soprattutto nell'approcciare, soprattutto nel non far esaltare Pistoia nelle cose che poi mettono in ritmo anche il pubblico. Evidentemente non siamo stati così bravi. Vi ricordo l'appuntamento con 20:10 con la tu per tu con il politologo Paolo Feltrin, quindi a seguire alle 21:15 Ring, la politica alle corde, in studio con Ferdinando Avarino, l'onorevole Massimo Bitonci della Lega, l'onorevole Roger Demenec del PD, Maurizio Paniz e Marco Bonet del Corriere del Veneto. Titolo: Governo Lega 5 Stelle? È tutto per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. Adesso le previsioni del tempo per domani. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Tempo in prevalenza stabile sulle nostre regioni, tuttavia con qualche disturbo, specie sulle aree montuose. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 27 marzo. Sul Veneto bel tempo, con ampio soleggiamento un po' ovunque. Il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio e in serata possibili piovaschi sparsi, specie sui rilievi.
Temperature minime comprese tra 1 e 7 gradi, valori massimi invece in aumento compresi tra 12 e 16 gradi circa. Situazione del tutto simile sul Friuli Venezia Giulia, bella giornata caratterizzata dal sole, anche qui anche se non è da escludere qualche fenomeno sui settori montuosi. Temperature minime tra 3 e 6 gradi, massime comprese tra 13 e 16 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Sarà in prevalenza soleggiato ovunque, cielo poco o parzialmente nuvoloso su tutta la nostra regione. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, massime comprese invece tra 16 e 17 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.